Buongiorno, nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con, oggi ospitiamo Roberto da Re Giustiniani della casa editrice Kellerman. Giustiniani è coordinatore dell'iniziativa Boschi di Carta che si terrà a Pieve di Cadore nel prossimo fine settimana. Nel porgere il ben arrivato al nostro ospite e ai nostri ascoltatori, siamo curiosi di conoscere dal signor Darè le motivazioni che hanno fatto nascere Boschi di Carta, questa iniziativa in montagna. Perché è nata? Beh, intanto buongiorno a Vittore, buongiorno a chi ci segue. Grazie di questo invito intanto a voi. La domanda che mi fai è abbastanza precisa, nel senso che mi chiedi come mai c'è stata 4 anni fa questa esigenza di parlare di libri in Cadore e quindi di portare una fiera di editoria in montagna. Allora, va da sé che la prima risposta potrebbe essere fatta con una battuta, nel senso che Pieve di Cadore è uno dei luoghi storici della cultura veneta, nel senso che non devo dirlo io, che è la patria di Tiziano Vecellio, ma si sa che è un posto che nella storia occupa un grande ruolo all'interno dei collegamenti tra il Cadore e Venezia, tanto è vero che quest'anno poi proprio a Pieve di Cadore si inaugura, durante Boschi di Carta, si inaugurerà proprio una mostra sui 600 anni di Venezia e il Cadore, la dedizione del Cadore a Venezia. Se non sbaglio, mi pare che proprio gli abitanti di Pieve di Cadore venissero chiamati Magna Carta, che Sì, significa chiaro, sì. anche un'eccezione nobile per dire abituati a trattare con i libri. E quindi la prima risposta, ritornando diciamo un po' dal faccetto al serio, potrebbe essere che se noi guardiamo il territorio bellunese, da Belluno a Cortina, credo che forse ci siano 2 o 3 librerie al massimo. Ne avevo due io, ne avevo due io. Vedi, esattamente. Sì. Quindi sono pochi i luoghi deputati alla frequentazione del libro, ovviamente in questo caso escludo le biblioteche. Quindi ci sembrava opportuno, e avevamo parlato nella prima edizione appunto con Manuela da Cortà, con la Giovanna Coletti, Moretti? la Giovanna Coletti e appunto gli altri responsabili del comune, di fare questa iniziativa che potesse portare la piccola editoria, quindi gli editori indipendenti, a Pieve di Cadore in una, chiamiamola, manifestazione fieristica che non voleva certamente imitare o emulare il Salone del Libro di Torino o più libri a Roma o altre iniziative molto più importanti, ma proprio per questo dare un segno importante della presenza dell'editoria portata sul territorio, cioè ci interessava veramente fare conoscere quello che facciamo noi come piccoli editori indipendenti e farci conoscere alla popolazione del territorio che potesse scoprire le cose che facciamo. Quindi mi piace mettere nella testata della nostra comunicazione, dei nostri pieghevoli, delle comunicazioni che facciamo, che è stata la prima fiera di editoria in montagna, perché fiera di editoria della montagna ce ne sono anche, cioè dedicati a temi di montagna. Certo. Però portare una fiera di editoria in montagna, di fatto questa è stata più o meno insomma, la prima volta, la prima esperienza. E mi pare che sia stata un'esperienza che ha avuto successo. Chiaramente siamo nella piazza storica di Pieve di Cadore e quindi nonostante la tensostruttura che ci protegge dal sole, però nella seconda edizione, per esempio, lo ricordo quasi con simpatia, c'è stata un'inaugurazione sotto la pioggia, forse Vittorio ti ricordi, Senz'altro. ed è stata una cosa per cui mi sentivo quasi io, che di fatto non c'entro niente perché la pioggia certo non la faccio mandare io o non la fermo io, però mi sentivo dispiaciuto nei confronti degli editori, dei miei colleghi che erano venuti, qualcuno anche per la prima volta, qualcuno era ritornato, per cui quando è finita quell'edizione, che è stata un po' tormentata perché c'era sempre stato pioggia, sole,
ero quasi andato a salutarli dicendo mi dispiace, so che non tornerete più, so che non verrete più. La maggior parte di questi invece mi ha risposto, no, no, ma che scherzi, guarda che noi torneremo, anzi ce ne sono stati tanti che anziché prendere un tavolo ne hanno presi due, perché mi hanno detto, è vero che è piovuto, è vero che ci ha rovinato un po' la festa, ma è altrettanto vero che nel momento in cui c'era quello sprazzo di sole o non pioveva, la gente accorreva numerosa e veniva a trovarci, per cui abbiamo anche venduto, siamo stati contenti, abbiamo fatto belli incontri e quindi tutto sommato si è rivelata un'esperienza positiva che quindi poi abbiamo voluto mandare avanti di fatto. E chi ha collaborato con voi? Beh, allora, diciamo che la primogenitura di questa iniziativa che è ancora in essere è della Fondazione Tiziano, quindi ho già citato Giovanna Coletti, e che ringraziamo ovviamente per la dedizione con cui si spende in queste iniziative tutta l'estate tizianesca. All'interno della Fondazione, mi piace, se mi permette, citare anche i nomi, c'è Raffaella Vallone che fa un grandissimo lavoro di segreteria. C'è il comune, quindi quest'anno il sindaco Beppi Casagrande ha voluto, nonostante tutte le limitazioni, nonostante tutte le difficoltà, ha voluto riportare la manifestazione, quindi non saltare un anno, mentre tantissime manifestazioni all'aperto, anche tante al chiuso, hanno proprio fatto saltare l'edizione, ma tante iniziative, diciamo, popolari di spettacolo, hanno proprio deciso comunque di non farla. Invece mi piace perché questa è stata proprio una volontà del sindaco, portare di nuovo Boschi di Carta a Pieve di Cadore. Insieme alle persone che ho citato, ovviamente c'è anche la magnifica comunità di Cadore, che dà una grande mano anche cedendo lo spazio del Gran Caffè Tiziano e la terrazza del Gran Caffè Tiziano, dove faremo le presentazioni ovviamente all'aperto. In questo caso, devo dirlo, non c'è un piano B, ho allertato tutti gli autori che si sono resi molto disponibili, perché ho detto non possiamo avere un piano B, nel senso che per problemi di sanificazione di ambienti, di tempo e anche di budget non possiamo permetterci di avere lo spostamento, diciamo, in uno spazio al chiuso, e quindi nel momento in cui ci fosse maltempo dobbiamo annullare le presentazioni. Ricordo anche un'altra persona che è Giovanna Deppi, che quest'anno in questa edizione ci sta dando una grande mano, una grande collaborazione. Diciamo che in questi ringraziamenti, ovviamente anche Vittore, ci sei anche tu, anche con questa trasmissione che stiamo facendo e tutta la stampa che ci segue. Quello che partirà venerdì, che sarà in quella quarta edizione, Sì. quanti editori presenta? Allora, sigle editoriali sono 37. Sono 37 marchi editoriali, alcuni chiaramente, come dicevo prima, vengono in forza e vengono anche con la loro presenza, in genere c'è proprio l'editore presente, e questa è una bella cosa perché c'è modo anche di conoscere un po' il dietro le quinte della realizzazione del libro, nel senso che c'è chi l'ha voluto, che c'è chi l'ha pubblicato, chi l'ha promosso, chi lo sta spingendo, e quindi è un modo anche per conoscere veramente come nascono i libri. E quindi saranno presenti almeno una ventina di questi editori, sono presenti anche fisicamente come rappresentanza. Poi c'è appunto un'altra 17-18 case editrici che portano una rappresentanza del catalogo, e quindi verranno appunto, come dicevo prima, rappresentati dall'Associazione Editori del Veneto. E qual è l'ambito di questa manifestazione? Perché si fa presto parlare di montagna, ma che cosa si intende per editoria in montagna e di montagna? No, appunto, come dicevo prima, giustamente, mi sottolinei questa cosa, non facciamo una mostra specifica di editoria che parla solo e esclusivamente di montagna. Per noi è importante portare il libro, indipendentemente che sia per esempio un libro per bambini, un libro di montagna, una guida, un libro di narrativa, un libro di storia. Tanto è vero che anche il programma che noi costruiamo è un programma molto variegato, che poi ogni editore effettivamente ha una grande sensibilità, e ho nel programma, al limite, se avete piacere, io qualche appuntamento lo posso anche ricordare, ma eventualmente poi
nel sito e nei vari social, Instagram, Facebook, trovate tutte le informazioni. Comunque tante di questi appuntamenti che partono venerdì alle 3 e finiscono alle 7-8 di domenica 19 luglio, quindi con un orario continuato che parte dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera. Tante appunto sono le voci che parlano, i libri che parlano di montagna, da Antonella Fornari con le voci antiche delle vie ferrate, per esempio, li ricordo proprio così random, mi dispiace se eventualmente salto qualcuno. Non lo so, per esempio ci sarà venerdì sera, scusate, un bellissimo documentario che non parla di montagna, ma parla dei fiumi di montagna o dei fiumi incontaminati d'Europa, che è curato dalla Patagonia, che è un'azienda che forse tanti conoscono, che fa abbigliamento, ma che ha una grande sensibilità anche da un punto di vista proprio di partecipazione a questi eventi, e ci presta appunto, ci regala, diciamo, questi documentari che saranno presentati da Daniel Miklus e sono dedicati il titolo è Blue Heart ed è la lotta per gli ultimi fiumi incontaminati d'Europa. Come citavo prima, per esempio, vado un po' veloce per non annoiare, ma lo dico, sabato 18 luglio alle 11 c'è l'inaugurazione della grande mostra presso la casa, l'Auditorium Cosmo, scusa, l'auditorium che è presso il Museo dell'Occhiale, che è la mostra Venezia in Cadore 1420-2020, che è dedicata proprio Roberto, Sì? facciamo un inciso. L'altro giorno, intervistando il presidente della Magnifica Comunità, abbiamo ricordato che se l'unione di Venezia con il Cadore è fatta, bisogna ringraziare lo Spirito Santo. Perché? Perché i cadorini, per decidere di spostarsi, di allearsi a Venezia, si sono riuniti nella chiesa dello Spirito Santo a Valle, una chiesa che oggi non c'è più, e hanno aspettato l'input dal cielo per poterlo fare. Ah, dai, che bella questa cosa. E il presidente, c'era anche Gigi, il presidente ha confermato che questa è una cosa tradizionale, diciamo, che i cadorini sono sempre convinti che sia stata fatta così. Che sia stata fatta in questo modo. Ho capito. È interessante. Bello, no? È curiosa. È curiosa, ma però viviamo anche di queste cose che rendono ancora più affascinanti il discorso. Ma certo, è giusto, infatti. Certamente. Fa parte della tradizione. Ecco, volevo chiederti, ma è ammissibile, sono ammessi anche libri in letteratura straniera, in lingua straniera? Guarda, Vittorio, tu tocchi un tasto non importante, importantissimo. Ma se il nostro amico Gigi ci dà 4 ore, io sono felice di parlarne, ma temo che sarà impossibile. È meglio aspettare un'altra occasione. Meglio aspettare un'altra volta, però se vorrete un giorno facciamo una trasmissione proprio su questo, perché è uno dei temi. Allora, io sono dentro nel direttivo dell'Associazione Editori Veneti, ma faccio parte anche, sono il delegato regionale per il Veneto dell'Associazione Italiana Editori, l'AIE. Sì. Quando facciamo le nostre riunioni a Milano, la sede a Milano, a parte quest'anno che le facciamo in remoto come stiamo facendo adesso con voi, uno dei temi più importanti che vengono dibattuti è l'internazionalizzazione della produzione editoriale. Il problema di avere un paese come l'Italia che è asfittico dal punto di vista della fruizione del libro, perché si legge pochissimo, siamo il paese che in Italia, appunto, che in Europa legge meno, perché legge più o meno metà della popolazione, quando per esempio in Germania è quasi, siamo all'80%, qua da noi siamo il 40% praticamente, no? Quindi, per esempio, il discorso del libro in lingua, come tu mi dicevi, è un problema importante perché per noi che partecipiamo per esempio alle fiere di Francoforte, di Roma, di Parigi, fa sì che dobbiamo cercare anche nuovi mercati, cioè dobbiamo uscire dal nostro piccolo territorio e cercare di guardare un po' più verso il futuro, va bene, ma anche verso un territorio un po' più largo ovviamente. Quindi è uno dei temi che sicuramente dobbiamo affrontare.
Purtroppo, per venire alla risposta precisa, temo che saranno pochissimi i titoli in lingua, che sia inglese, sì, francese o tedesco, sì, sì. perché appunto bisogna che ci sia anche un pubblico che è sicuro che ci sia. Tanti editori hanno cominciato a farli, non so, cito la Fondazione Benetton o altre case editrici, in questo momento mi viene in mente Ediciclo piuttosto Sì, che sì, sì. Simebook, che sono presenti alla fiera, hanno delle pubblicazioni in lingua. Anche noi abbiamo fatto proprio un titolo dedicato a Venezia, che è in inglese, che tra l'altro è esaurito. Però diciamo che se ci saranno veramente dei piccolissimi episodi. Se mi permetti, volevo Sì, citare un appuntamento che ritengo molto importante, che è un convegno che si terrà alle 3 sabato, quindi sì, sabato 18 luglio alle sì, 15, e si tiene presso il Gran Caffè Tiziano, che è organizzato dal CAI ed è la montagna dopo il virus, cioè quali sì. sono gli Le- sviluppi e le anche del turismo conseguenze. e le conseguenze, quindi non solamente il turismo, ma anche poi Sì, segni, non sì, solamente l'aspetto così ludico e di intrattenimento, ma anche l'aspetto sì, economico, sì, cioè che certamente. conseguenze ha avuto questo, questo Questo discorso. Oltretutto, la montagna ha subito sulla nostra quest'anno il società, su coronavirus tutto e quanto. l'anno scorso, 2 anni fa, era reduce, anzi l'anno scorso eravamo reduci La tempesta Vaia. dalla tempesta di Sì, Vaia, sì, quindi la praticamente è un tempesta territorio Vaia. che è stato devastato doppiamente per certi aspetti, quindi dobbiamo tenerlo in Certo, mente, certo, dobbiamo sì. tenerlo presente. Ecco, Dimmi pure. noi ci avviamo alla conclusione, no? Però dovevo fare una domanda che mi è sempre stata sulla punta della lingua. Che peso ha nella vostra manifestazione il Benetton, il premio Benetton? Allora, beh, la domanda è precisa, ti rispondo altrettanto precisamente. La Fondazione Benetton è presente perché la Fondazione Benetton di fatto è una casa editrice registrata a tutti gli effetti e quindi ha un suo spazio che prende proprio tutti gli anni. Il premio Scarpa a cui tu ti riferisci è un appuntamento che facciamo più o meno tutti gli anni, dove in questo caso la responsabile, che è Patrizia Boschiero, presenta dei documentari che hanno partecipato o vinto in questi casi al premio Scarpa, che si occupa fondamentalmente, tu lo sai, di paesaggio, di attenzione al Sì, paesaggio, di recupero sì, del paesaggio, di architettura del paesaggio e quindi anche di storia collegata a certo. questo. Quest'anno, visto che me lo chiedi, ti dico che alle 9 di sabato, sempre presso la casa di Tiziano Loratore, c'è un documentario che si chiama Mare Dolce La Favara, quindi ambientato in Sicilia, Sì. ed è di Davide Gambino, appunto, che ha ricevuto il premio Scarpa. Allora, chiudiamo con un punto di ottimismo. Bisogna. Grazie a Veneto Globe e alle interviste che stiamo facendo, io sono in grado di sanificare la sala di Tiziano Loratore in modo che vengano accolti circa 30 persone invece che le 15 che Raffaella aveva previsto. Ah, beh, questa mi Perché? pare una ottima notizia Sai da dare. perché? Perché grazie a Lucio Tomasella, che è stato ospite di questa trasmissione sabato scorso, Sì, ha regalato a me, alla trasmissione, non a me personalmente, un certo. pannello di quelli sanificatori da 1 metro per 1 metro Ah, che io esporrò, non so se giovedì o prima di iniziare gli incontri, nella saletta. Sono andato a controllare questa mattina se c'è la disponibilità della luce sufficiente per farlo. La luce c'è, allora basta tutti. La signora aveva già esposto una sedia sì, una sedia no, una sedia sì, una sedia no. Ho detto no, non serve. Qui si possono sedere uno vicino all'altro. Unica condizione, avere la mascherina. ah, Basta. Perciò stanno dentro 30 persone, non più 15, come preventivato. ah, caspita. Beh, Vittorio, ci dai uno scoop, una notiziona Sì, importante? lo so, ma anche quelle cose semplici come stiamo facendo noi hanno un Certo. peso anche nel campo, diciamo così, della vita, nel campo Ah, sì, della sì, sì, sì. promozione del futuro. Certo. Roberto,
Grazie, ci vediamo giovedì pomerigigo, probabilmente perché tu sarai Guarda, giovedì pomeriggio staremo allestendo proprio i tavoli fisicamente e mettendo giù la allora tensostruttura. sì, ecco, allora noi adesso ci salutiamo qua, ringraziamo Roberto D'Are per quello che ci ha detto e Grazie a ringraziamo voi. gli ascoltatori che ci hanno seguito. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie, Buona arrivederci. giornata. Buona giornata. Ciao Roberto.